Andiamoci a fare questo giretto veloce, dai. Vai, vai. Stacca, stacca, la devi lasciare adesso, perché sennò non parte. Eccola qua. Se non la lasci non puoi accelerare così tanto, sennò ti parte. Vai, lasciala, lasciala. Vai, vai, ti stanno guardando tutti quanti, è l'emozione. Non li guardare, non li pensare, mandali a tutti quanti. Vai, lascia la frizione, lascia. Lì, vai. Oppala, bravissimo. Adesso rallenta piano piano. Non la chiamare ancora la frizione. Adesso scala. Premi la frizione, butta giù. Olè, l'hai lasciata un po' troppo arrogante. Però non fa niente. Adesso fermati qua. Lascia la frizione. Metti la seconda. Stai diventando un pilota, stai diventando. Metti la terza, metti. Gira, adesso inizia già a girare con il corpo, perché così inizia a fare già un po' la curva. Adesso arrivi a metà viale, ci scali di seconda piano piano. Adesso inizia a rallentare. Rallenti, scala in seconda e lascia la frizione piano piano. Lasciala piano piano. Ecco qua. Ok, entri piano piano di qua. Ok. No, lasciala qua, che questa mo me la rubo io, che Carlotta non mi sta guardando. Io sono pronto. Ragazzi, stessa giornata, nuovo video per voi. Oggi sto provando la Escape 6,49. Molto grande come moto. Ed è anche la prima che provo, ragazzi. Ho vinto la seconda! E secondo non ce la fa! Ma perché qui le Francesco deve fare lui riesco a fare questo? No. Allora, ma che frizione c'hai? È bruttissima! È impossibile sfrizionarla così! Ma non lavora proprio bene! Serio, ma senti la mia frizione, guarda là! Ma ci sempre chiesto, non so perché. Ma è come se non staccasse. E questa sarà difficile da impennare, perché qua non la so sfrizionare. Cioè io non sto staccando la frizione, ragazzi, e già cammina, perché la frizione stacca veramente male. Andiamo bene. Allora, dopo averla fatta una merda, ragazzi, vabbè, la componentistica sicuramente è ottima. Ottimi freni, ottime sospensioni, motore giapponese, derivazione Kawasaki 650, bello pronto, da come già potete vedere in terza. L'ho provata mezza volta questa e ho visto già che veramente le sospensioni sono ottime e il motore spinge a qualsiasi marcia, è sempre prestante. Devo dire la verità, un'ottima moto, però guardate, è andata a folle. Cioè, avevo scalato, voglio provare ad impennarla. No, ma non gira proprio la frizione, guarda! No, ma con questa frizione non mi ci metto. Ma non scala, perché ragazzi la frizione non attacca bene, ecco perché. Aspetta. Ti voglio provare a regolare un attimo la frizione, perché sennò non me lo godo sto giro. Aspetta, ma tu già solo così la migliori, guarda. Tu perché ce l'avevi regolata sul 5? Ok, già sull'1 stacca meglio. Questa non ha TCS, giusto? Non ha niente. Nice. Guarda che quanti. Vuoi parlare di quanti con me? No, mi dovevano arrivare. Solo che io amo questi, mi mettono sempre. Comunque ragazzi, no, il motore va bene però, Guarda, vabbè, ma lì si parla di un'altra cilindrata, però guarda, è un motore molto spinto, cioè cammina al giusto. Poi anche un'altra cosa ho notato, che qui i riser è regolabile, l'hai spostati tu più avanti. Anche per questo si impenna di meno, perché tu hai allungato così ancora di più lo sterzo in avanti. Secondo me mettendoli più dietro riesci a chiuderti un po' più dietro e quindi a caricare di più il posteriore. No, non la so impennare. Oh, ma che cazzo fai? Ti stai arrendendo? Illegale! Guardala, non la abbassa più quel bastardo. Allora, vediamo, il recupero di quarta, dai. Ragazzi, spinge, La coppia attacca tra i 6 e i 7. Guarda, allora, come motore va un amore, però non riesco a capire perché questa frizione lavora così. Ma anche solo secondo me ingrassando un po' il filo, non lo so, lavorando qua, ma perché non è normale che lavora così. No, ma perché... Hai visto come l'ho alzata pure di botta? Gli ho dato pure la botta, sulla prima, Ah, no, non si alza. a 5.000 iscrizioni si alza.
Sì, vabbè, tu c'hai la tecnica, diciamo. Però per come si dovrebbe alzare, non si alza. Mette l'alzo proprio a fermo. Mi dà il colpo. No, ma non si impenna, noi perdiamo il tempo ad impennarla questa moto. Cioè si impenna in prima piano piano, secondo me proprio, cioè. Ma io perché non riesco a sfrizionarla con un dito, cioè ragazzi è durissima sta frizione, che palle! Del resto nulla da dire, esteticamente mi piace come moto, prende molto le linee della Desert X, molto le linee di un'adventure bella, imponente, importante. Avrei osato un po' di più col motore, magari con qualche cavallo in più, un motore più prestazionale, però per un entry level va più che bene. Scambiamo, non mi sto divertendo, madonna mia, una frizione decente, te lo giuro, è durissima quella frizione. Vedete, lui la alza ma poi si abbassa perché è pesante. Comunque moto Morini come entry level ci sta tutto ragazzi, moto per iniziare perfetta, moto per fare anche quel poco di off-road tranquillo, per viaggiare perché è veramente molto comoda. Vabbè, è una moto che per iniziare, cioè non potete chiedergli di più, i cavalli quelli sono, però sicuramente è una moto affidabile perché ha un motore giapponese, componentistica di qualità. So che è una moto che esce a un prezzo veramente conveniente, cioè, se mi ricordo bene, non voglio dire minchiate, esce a 10.000 euro. Vabbè, vi metterò il prezzo esatto qui scritto. Bah, perché fare queste inversioni così all'improvviso? Mi sono fatto la curva fuori con il corpo. Questa che fa le inversioni a U, pure prima ha fatto inversione a U. Che cazzo stai facendo che non sai nemmeno tu dove devi andare? Stanno cercando le prostitute, stanno cercando. Perché non si abbassa più? Cioè io non lo so perché fa così. E anche le gomme a punta ragazzi, infatti devo giocare tantissimo di equilibrio. Quanto sei bella 09, quanto sei bella. Che scena. Ciao Marco, attenta. Basta, devo provare a tirarmi la frizione e a stare in impennata solo di equilibrio, non mi interessa. Ci devo riuscire, devo chiudere questo cazzo di gas. Devo diventare come i brasiliani su sta 09. Non mi interessa, dopo mi metto i bikini, le pantofole, le paposce, come le volete chiamare, e me ne vado ad impennare. Me ne vado ad impennare come un folle. Però piano piano, perché quello è il bello dei brasiliani, è che impennano pianissimo ragazzi. Là pure se la butti a terra la moto, sti cazzi della moto. Comunque ragazzi, questa qua, la frizione va in amore, si riesce a premere anche solo con un dito, Era quella che sicuramente avrà qualche difetto. Comunque rossa mi piace anche un pelino di più, rossa con i cerchi oro e più tamarra, mi piace di più, molto più bella.